God Save the Wine, il gusto del vino, ma anche il gusto per le cose belle, per l'arte, per la danza. A San Gimignano c'è una piccola realtà che a tutti noi piace. Qual è il gusto che caratterizza la Vernaccia San Gimignano e per cui rimane così impressa? Appunto, sì, no, la vernaccia innanzitutto, come ben sapete, è stato il primo bianco italiano da noi già prodotto nel 1200, proprio sulle nostre terre dell'azienda, quindi è il vino più storico bianco direi in Italia, la prima DOC, la prima di OCG, quindi a passate. E come dico sempre, i nostri nemici, i medici, una cosa buona l'hanno fatta, bevevano già alla corte di Cosimo de' Medici la vernaccia. Lorenzo il Magnifico lo mandava al Papa di Roma, quindi insomma un po' di marketing l'hanno fatto, quindi era un vino storico. C'è stato un periodo di calo, adesso sta risalendo per fortuna un po' la richiesta della vernaccia, soprattutto all'estero, e mio padre è stato il primo tra i fondatori del consorzio della vernaccia proprio per tutelare questo vino. Quindi diciamo la vernaccia è un vino che ha queste tipicità di mandorlato, non è un vino conosciuto per essere molto fruttato, no? La vernaccia è un vino, come dice mia sorella, come la musica di Bach, molto severa, molto classica, quindi o piace o non piace, non ci sono vie di mezzo. Questa Cusona, che è una vernaccia un po' particolare, ha un gusto leggermente diverso da quelle vernaccia tradizionali. Esatto, questa è stata l'ultima creazione di mio padre, che ha voluto fare di questa vernaccia un vino un po' più abbordabile, se possiamo dire così. Noi facciamo anche la riserva. Questa è una via di mezzo, non solo, ma l'etichetta ricorda quella del mio nonno, perché nel 1933 fu il primo che imbottigliò la vernaccia in una bordolese, mio nonno, ed era esattamente l'etichetta del fiasco, perché non esisteva nient'altro, lui prese l'etichetta, esatto, quindi noi abbiamo mantenuto questa cosa. Per la vinificazione invece c'è un misto, cioè fa una parte in barrica, una parte in acciaio e un po' d'appassimento, che è stata la novità per la vernaccia. E invece visto appunto che tu danzi, hai... Aspetta. Ho avuto una carriera di quasi 20 anni, non sembra ma sì, e ho scritto un libro, ho creato questo vino che si chiama Arabesque. E questa è un'etichetta che ho disegnato in omaggio alla danza, semplicemente, infatti si chiama Arabesque, con 2 cigni, bianco e nero. Però questo è uscito prima del film Il Cigno Nero. E quindi... E questo è un vermentino puro, semplice, lo facciamo in Maremma. rispetto alla vernaccia è un gusto completamente diverso. È molto minerale, molto più ruffianello come tutti i vermentini, e poi comunque si sente il mare perché il territorio lì è meraviglioso. Il gusto del vino è così forte che si allevia i dolori. Va. Grazie mille Natalia di questo excursus artistico. Beh, ci vuole, no? Scusa, l'arte, vino, tutto insieme va benissimo. Grazie mille.